Amici di FVG Sport Channel e sportivi del Friuli Venezia Giulia, benvenuti a questa nuova iniziativa editoriale della nostra emittente che si occupa di sport a 360 gradi e sport in Friuli Venezia Giulia fa rima con un solo nome, un solo cognome, Giorgio Brandolin, che è qui nei nostri studi. Benvenuto Presidente. Grazie a voi. Le è piaciuta questa Sì, mi sembra troppo bello, non è così, sono altri grandissimi dirigenti e atleti in questa nostra regione. Presidente, l'abbiamo chiamata perché vorremmo iniziare con lei questa serie di trasmissioni che cureremo qui assieme anche all'ufficio stampa del CONI, assieme al CONI del Friuli Venezia Giulia, a FVG Sport Channel, perché crediamo che lo sport in Friuli Venezia Giulia sia una cosa dannatamente seria e quindi è bello avere il CONI come partner privilegiato in questo tipo di iniziativa. Sì, diciamo che è un progetto sperimentale per dare visibilità soprattutto non tanto al sottoscritto o al comitato regionale del CONI, ma anche a tutte le attività importanti e capillari che le nostre società fanno sul territorio della nostra regione. Voi le seguite, cerchiamo di mettere in rete le vostre potenzialità, le nostre conoscenze e le nostre anche professionalità per dare spazio al mondo dello sport regionale. Ha detto una parola importante, sperimentale. Non si è mai fatto un tentativo di questo tipo, almeno in Italia. Quali sono le cose che ha? Diciamo che altre regioni, il Comitato del Veneto sta sperimentando anche lui, noi siamo la seconda o la terza in Italia, proprio perché comprendiamo e capiamo che è necessario dare visibilità e anche lustro, come giusto sia, alle nostre attività, alle attività soprattutto delle nostre società. Speriamo in una fattiva collaborazione, speriamo soprattutto che di questo siano contenti le nostre società, i nostri dirigenti e i nostri atleti. Un po' di istruzioni per l'uso, ci sarà al termine di ogni puntata un servizio con tutte le iniziative settimanali, in modo tale che tutti sappiano tutto, cosa succede e cosa non succede in Friuli Venezia Giulia, quali siano gli appuntamenti importanti, ma anche quelli magari meno reclamizzati, ma che meritano davvero la valorizzazione. Sì, diciamo che come CONI, quindi come federazione delle federazioni, siamo in grado di dirvi e di dire ai nostri concittadini quelle che sono le iniziative incredibili, numerosissime, capillari che settimanalmente vengono fatte nella nostra regione e quindi dare la possibilità anche a coloro i quali non seguono espressamente il nostro mondo, sapere che nel loro paese, nella loro città, nella loro provincia si stanno svolgendo importanti appuntamenti e magari anche aver con questo l'occasione di frequentare i nostri ambienti, i nostri spazi sportivi, perché credo che sia importante anche per i nostri dirigenti e per i nostri atleti a tutti i livelli di avere la gente vicino. Particolarmente illuminata anche la gestione dell'onorevole Brandolin, chiaramente info@fvgsportchannel.com. Se volete mandarci comunicati stampa c'è l'hashtag CONIFVG già attivo per creare anche un connubio con i social network. Onorevole, mi piacerebbe sapere come fa a districarsi in tutta questa messe di appuntamenti che le capitano, perché Erika mi ha mandato tutta l'agenda settimanale. Diciamo che come rappresentanza del Comitato Olimpico regionale non sono soltanto io, ho due vicepresidenti come ben sai, 4 delegati provinciali per ogni uno per ogni provincia, oltre ad alcuni altri amici che ci rappresentano sul territorio, quindi io tengo molto al fatto che ogni manifestazione dove noi siamo invitati ci sia la copertura del nostro comitato e quindi io ringrazio anche questi collaboratori per la loro possibilità che ci dà appunto di essere presenti capillarmente sul territorio. Poi come faccio io, insomma, un po' di organizzazione ci vuole, l'ho sempre avuta e continuo a averlo, solo che, come dire, insomma, perdo un po' di tempo tra aereo e taxi, tra l'aeroporto e il centro di Roma. Che sono i suoi punti nevralgici. La struttura del CONI del Friuli Venezia Giulia si occupa, dicevamo prima, di tutti gli sport possibili che siano chiaramente affiliati alle federazioni e al CONI. Ma ce n'è uno in particolare che le piace, lo attica più l'attenzione oppure no? Beh, insomma, io vengo dal mondo del calcio e quindi ovviamente ho sempre frequentato quel mondo
e ho sempre avuto passione per il calcio e quindi è inutile che neghi, insomma, che mi fa piacere essere presente nei campi del ballon, come li chiamo io. Però è giusto, e lo faccio con grande piacere e volentieri, essere presente anche nelle palestre, nelle piscine, nei campi di atletica, là dove, lungo le strade, pensiamo al Giro d'Italia, là dove ci sono piccoli e grandi avvenimenti, perché è giusto valorizzare tutti, e devo dirti la verità che insomma trovo soddisfazione vedere la professionalità dei miei dirigenti. Questo è molto bello che venga rilevato anche da parte sua. Presidente, il Friuli Venezia Giulia è anche una regione piccola rispetto a tante altre, però l'ha detto anche prima, ha potenzialità enormi, soprattutto in questo campo. Ci sono ancora margini di miglioramento? Oppure siamo... Beh, diciamo che i margini di miglioramento ci sono sempre. Bisogna partire da un presupposto, che abbiamo una buona legge regionale sullo sport del 2002, che adesso qualcuno vorrebbe cambiare, speriamo non peggiorare. Abbiamo una dotazione di impianti, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla sua autonomia, che è capillare, impianti anche nuovissimi. Abbiamo però alcune criticità. Uno è ovviamente alcune città, in particolare alcuni territori, penso a Trieste o anche a Gorizia stessa, hanno degli impianti abbastanza obsoleti che devono essere messi a norma secondo le normative che di volta in volta, anno per anno, vengono cambiate. Abbiamo poi alcuni problemi che derivano dalle nuove norme nazionali che vengono emanate, penso alla sanità, penso alla prevenzione, penso a tutto il discorso che, come dire, mette in difficoltà i nostri dirigenti, il rapporto all'Agenzia delle Entrate, il discorso fiscale, eccetera. Quindi anche noi come Regione Friuli Venezia Giulia dobbiamo adeguarci con professionalità e con delle persone che aiutano i miei dirigenti a superare queste difficoltà. Ovviamente non tutto luccica anche nella nostra regione. E questa trasmissione fungerà anche da ulteriore cassa di risonanza per questi aspetti, perché cercheremo di aiutare per quanto possiamo. Infatti, diciamo, il CONI non è che organizzi lui, se non raramente sul territorio, iniziative di carattere sportivo. Questo lo fanno le federazioni, lo fanno le società. Noi dobbiamo essere al di sopra, nel senso buono della parola, ed aiutare queste nostre società, ripeto, a superare tutti i problemi che hanno. Per questo abbiamo fatto durante l'inverno passato tutta una serie di corsi di aggiornamento per i nostri dirigenti, li rifaremo, per questo stipuleremo una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per prevenire gli errori dei miei dirigenti piuttosto che dopo colpire con tasse, multe, eccetera, come sta avvenendo sulla nostra regione. Abbiamo in essere con l'assessorato alla sanità una buonissima relazione, l'assessore Telesca, per cercare di aiutare i nostri dirigenti a essere pronti entro il dicembre 2015 ad avere i famosi defibrillatori in ogni impianto sportivo ed avere tutta una serie di dirigenti o genitori o allenatori preparati a gestire questi defibrillatori. Quello è un altro appuntamento a cui tengo molto. A proposito di appuntamenti, nello specifico c'è stata anche a Trieste un mese fa circa, forse una riunione del Consiglio del CONI riguardo anche al casellario giudiziale, perché è un altro aspetto che voi avete. Sì, quello l'abbiamo superato a livello nazionale, un po' anche col mio aiuto, anzi abbastanza, a livello di Camera dei Deputati. Abbiamo cioè precisato che non è necessario per le nostre società dotarsi di questo certificato antipedofilia per ogni dirigente, ma lì per ogni allenatore, lì per ogni genitore che accompagna i ragazzi la domenica. Sarebbe stato veramente una cosa tragica, fermo restando che il problema della pedofilia è un problema importante, e io ho fatto appello ai miei dirigenti di federazione ma anche ai miei dirigenti di società affinché con le proprie sensibilità, come dire, evitino le persone che hanno questa malattia o questa porcheria. Presidente, tra i tanti appuntamenti anche in questa estate ce n'è uno particolare a cui tiene in modo preciso? Ma io tengo molto, e lo dico perché c'entra anche il CONI, all'appuntamento con i lavori dello Stadio Friuli. Lunedì mi sembra si metterà la prima pietra. Perché questo? Perché
sarà un fiore all'occhiello del nostro movimento regionale e ringrazio di questo la famiglia Pozzo e l'Udinese, e poi mi auguro, così come abbiamo già parlato e intrecciato qualche relazione sia con Pozzo che col sindaco, di fare nel sottotribuna del nuovo stadio Friuli la casa friulana dello sport, cioè metterci dentro, così come abbiamo a Trieste lo stadio Rocco, tutte le federazioni, tutti gli enti di promozione, il comitato provinciale, i medici di medicina sportiva, per far sì che quello sia un luogo non soltanto vissuto nei 15 giorni dai tifosi, ma sia vissuto dal movimento sportivo, e quindi che sarebbe poi l'obiettivo finale della riorganizzazione che abbiamo fatto in quest'anno della nostra organizzazione del CONI. A Trieste abbiamo riorganizzato, a Gorizia abbiamo rifatto la sede e inserito anche altre federazioni, tra cui quella del calcio. A Pordenone abbiamo superato un problema finanziario importante, abbiamo per 10 anni confermato la sede provinciale, e quindi dovremmo avere, con quella di Udine, 4 case dello sport territorio per territorio. Case dello sport dove effettivamente ci si possa ritrovare anche e avere delle risposte anche sui problemi di cui prima abbiamo accennato, cioè dovremmo essere uno sportello, scusa se ti ho interrotto, uno sportello sul territorio dove i dirigenti trovino la federazione, trovano il CONI, trovano gli enti di promozione, cioè trovano tutto il movimento sportivo organizzato, e quindi la possibilità di avere risposte puntuali e precise. Un aspetto che a me piace molto è sempre la memoria storica, perché credo sempre che si possa avanzare sapendo da dove si proviene. E magari anche questa trasmissione può essere utile per far conoscere anche le chiamiamole glorie, tra virgolette, sportive del Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo tante. Una a cui è legato? Per non andare al mondo del calcio, che mi sembra banalissimo, da Zoff a Bearzot, a Cappello, a Reia, a Del Neri, che sono tutti amici stati, alcuni lo sono ancora, che mi onorano della loro amicizia, che hanno portato gloria non solo allo sport regionale, ma anche friulano, regionale, ma anche nazionale e internazionale. Però io non voglio fare altri nomi, perché abbiamo il mondo del basket che ci ha regalato grandissimi personaggi e grandissimi dirigenti e anche grandissimi allenatori. Poi abbiamo il ciclismo, abbiamo il nuoto, abbiamo la scherma e abbiamo tanti sport cosiddetti, tra virgolette, da qualcuno minori, che io non ritengo tali, che hanno fatto conoscere il mondo dello sport e la regione Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo. Penso ad esempio alla scherma ultimamente, ma anche a tutto il mondo degli sport nautici di Trieste, Monfalcone, Lignano, che hanno dato lustro alla nostra regione ormai da tanti anni. Ricordatevi che abbiamo più di 10, se non sbaglio 18, società pluricentenarie. Quest'anno ha fatto i 150 anni di vita il Saturnia di Trieste. Pensate a voi, 150 anni che c'è l'organizzazione sportiva nella nostra regione. Ma poi la ginnastica poliziana, la ginnastica triestina, l'APO, UDI, insomma. Ne abbiamo tanti, insomma, Ginnasio, Pordenone, tanti ne abbiamo. Le dicevo, memoria storica... L'Udinese Calcio, che è pluricentenario. Esattamente, quindi insomma, l'elenco sarebbe sì, troppo lungo, devo dire la verità. Una cosa che vorrei fare proprio attraverso questa trasmissione... L'Ausonia Grado, pochi sanno che l'Ausonia Grado ha 105 anni di vita. Stavo pensando, mentre parlava di Saturnia, a me è venuto in mente l'Ausonia Grado, pensate voi, sì. Impero Austro ungherese, asburgico. C'erano ancora gli Asburgo a quei tempi. Una cosa che mi piacerebbe fare è proprio dare voce anche a tutti questi grandi personaggi dello sport, in modo tale che possano magari insegnare o essere d'esempio o dare degli stimoli ai giovani di oggi. È un'idea che le piace? Sì, anche se devo dire è cambiato completamente, sta cambiando in maniera vertiginosa il mondo, la nostra vita, la nostra società, e quindi anche il modo di fare sport. Però credo che aver qui in televisione, intervistare, far vedere magari qualche immagine dei nostri grandi atleti sia di stimolo, di entusiasmo anche per i nostri giovani. Questo noi lo chiamiamo progetto Testimonia dello Sport, cioè persone adulte che hanno avuto grandissimi risultati, grande esperienza a livello internazionale del mondo dello sport, che insegnino ai nostri ragazzi cosa è stata la loro vita, come è stato il modo loro per arrivare a quei grandi risultati. Lei si occupa anche di vita politica in Italia, perché è un parlamentare.
a Roma quanta sensibilità c'è e quanto si lavora per lo sport in Italia? Allora, diciamo che a livello culturale e politico in generale i problemi sono tanti e quindi a livello parlamentare non c'è questa grandissima sensibilità. Però abbiamo la fortuna nell'ultima legislatura di avere circa una ventina di persone, tra cui il sottoscritto, che sono arrivati lì anche sostanzialmente attraverso il mondo dello sport. Penso all'Avezzali, ma penso a dirigenti dell'UISP, piuttosto che dell'Oxein, piuttosto che la Coccia, che è stata un'atleta paraolimpica. Quindi abbiamo una ventina di persone che hanno vissuto in prima persona lo sport. Abbiamo poi la fortuna di avere il sottosegretario con delega allo sport De Rio, che è stato uno sportivo, un giocatore di livello di Serie D e di eccellenza regionale in Emilia, per cui anche lui è abbastanza sensibile. È in essere una proposta di legge per soprattutto valorizzare le società sportive, ad esempio aumentando il bonus per non pagare tasse dei rimborsi ai nostri dirigenti e allenatori da 7.500 a 10.000. Insomma, una serie di norme che speriamo possano essere licenziate quanto prima per dare respiro in particolare al mondo dei dilettanti, perché è quello che crea il tessuto connettivo del nostro ambiente sportivo che è più in difficoltà. I professionisti hanno altri problemi. Penso soprattutto al presidente della Federbasket attuale, Gianni Petrucci, che punta alla nazionale come traino di tutto il movimento. Lei è dello stesso pensiero? Io ritengo che ne abbiamo degli esempi. Penso ad esempio a Tomba, che quando è arrivato lui, prima Teni, poi Tomba, il movimento sciistico del nostro paese è esploso. Penso al tennis, che ha avuto degli alti e dei bassi, che ultimamente sta avendo discreti risultati e fortunatamente riesce a trainare l'attività anche delle nostre società. Penso ovviamente al calcio, speriamo che non faccia una figuraccia di ieri sera, e quindi anche il basket ha bisogno della nazionale per far riavvicinare i tifosi e anche i ragazzini, invogliarli a fare ancora una volta a basket. Legandomi a questo e attualizzando il discorso al Friuli Venezia Giulia, a Londra 2012 abbiamo avuto un po' di risultati, ma erano quelli che ci si attendeva o si poteva fare meglio? E in prospettiva a Rio de Janeiro 2016, cosa pensa? Diciamo che la competizione, io dico fortunatamente, che la globalizzazione ci sta imponendo in tutti i settori e quindi anche nello sport, ci vede in difficoltà, come vede in difficoltà le nazioni storiche in generale dello sport. Penso a tutti gli sport della corsa, nell'atletica, a tutta l'esplosione dei giamaicani piuttosto che gli africani, cosa che 20 anni fa, 15 anni fa, 30 anni fa non c'erano. E quindi dobbiamo competere con l'intero mondo e quindi aspettarsi 20, 12, 15 o 16 medaglie d'oro come è successo qualche decennio fa credo che sia improponibile. Però speriamo di riuscire a trovare con la fortuna ma anche la bravura dei nostri dirigenti sempre più atleti che possono darci soddisfazione nel variegato mondo degli sport olimpici. Presidente, ho ancora 3 domande da fare. La prima, vorrei aprire una finestra che credo sia importante anche sullo sport paralimpico, che lei ha citato un po' di tempo, in qualche momento fa. Sport paralimpico che assume sempre un'importanza sempre maggiore a livello anche sociale. CONI FVG cosa fa in merito, anche con Marilena Ambrogio magari? Diciamo che io sono sempre stato sensibile a questo mondo, e gli amici del mondo paralimpico, ma non solo, lo sanno perché e come, anche perché penso che diciamo, una persona disabile non deve essere ghettizzata così come era fino a 30 anni fa, 40 anni fa, ma che abbia i suoi valori, le sue potenzialità e quindi dobbiamo mettere nelle condizioni che queste potenzialità siano espresse. E quindi più facile del mondo dello sport, che non ha colori politici, in particolare nel mondo dei dilettanti non ha finalizzazioni economiche e finanziarie, mi sembra dobbiamo essere vicino a questo mondo. Marinella D'Ambrosio, che è la nostra Presidente regionale del Comitato Paralimpico, che nella mia giunta regionale lo sa,
e insieme stiamo facendo discreti progettini, progetti grandi, progetti piccoli, proprio per aiutare questi ragazzi e queste ragazze, dicendo una cosa, che al di là di coloro i quali nascono per problemi disabili, c'è tutto un mondo della disabilità che da un momento all'altro crea un disabile. Penso a incidenti stradali, penso a incidenti sul lavoro, penso anche a incidenti banali che magari mettono i ragazzi o le ragazze sulla sedia a rotelle, e quindi da un momento all'altro cambiano la vita di questi giovani, di queste persone. Noi siamo in grado, e lo abbiamo dimostrato con diversi atleti, penso al basket di carrozzina di Gradisca, il ragazzo del tiro a volo, insomma, ecco, tanti altri, le ragazze insomma, che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Londra, dimostriamo che invece queste possono avere una vita, se non normale, quasi normale, ma soprattutto con la loro valorizzazione. La penultima domanda è, 2 settimane fa a Trieste abbiamo sentito e intervistato anche il direttore generale Fabricini del CONI, sì, che ci ha parlato, era un convegno relativo alla salute, sì, legata allo sport, e abbiamo toccato anche il tema di come fare sport, a prescindere che sia CONI, sotto egida CONI o egida WISP, insomma ci sono un sacco sono tutti CONI, adesso sono spiego. Tutti CONI. Ecco, questo proprio volevo capire i rapporti che ci sono tra CONI e tutte queste federazioni o associazioni di persone. Con la norma che è stata voluta dal governo all'epoca 12 anni fa, è stata cambiata la struttura dei CONI. Il CONI non è soltanto la federazione delle federazioni, ma all'interno della famiglia del CONI ci stanno le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva e le cosiddette discipline associate. Tutti ormai hanno il cappello, tra virgolette, del CONI, partecipano alla vita nazionale così come alla vita regionale. Nella giunta del CONI, così come nel consiglio regionale del CONI, ci sono anche i rappresentanti di questi altri, tra virgolette, mondi rispetto a quelli conosciuti delle federazioni. Per quanto mi riguarda non c'è nessuna differenza. Loro, come posso dire, fanno un lavoro, dicono, di carattere soprattutto sociale, ma io dico che anche le mie società sportive delle federazioni fanno un lavoro di carattere sociale. Penso alle miriade di società nei territori e nei paesi, se non ci fossero io mi dico chi farebbe altrettanto. Quindi abbiamo gli stessi obiettivi, solo che noi come CONI poi abbiamo anche l'obiettivo, loro no, di portare all'apice, in alto, la punta della piramide, i migliori nostri atleti. Per questo lavoriamo, ma lavoriamo anche per fare uno sport diffuso sul territorio. L'esperienza del Movimento 3S, che vuol dire aver portato nostri educatori per 2 ore a settimana in tutte le scuole elementari della nostra regione, è un esempio della volontà mia, ma non soltanto mia, del CONI nazionale, di non guardare soltanto ai campioni in alto, ma guardare la base, perché è banale, ma è così, la piramide sta in piedi se c'è una base. Più grande è la base, più alta sarà la piramide, quindi più grandi atleti riusciremo a scovare. Concetto chiarissimo e tra l'altro... È banale anche, ma è così. No, ma quella è la sostanza. Con Fabricini si diceva appunto 1 euro investito nello sport, sì, è 3 euro genera 3 euro di risparmio per la... Cioè, questo è un concetto molto, solo questo forse. Sì, questo è un concetto molto semplice che io mi auguro la gente, i genitori soprattutto, riescano a capire. Ricordatevi che quasi il 60% del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia, che è regione autonoma, il suo bilancio è fatto dalle nostre tasse, è speso in sanità e assistenza. Abbiamo sempre più, fortunatamente, gente che invecchia. Noi dobbiamo fare arrivare i nostri giovani oggi, i nostri trentenni oggi, a un'età di 70-80 anni, con meno problematiche possibile. Io credo, ma non lo dico io, Giorgio Brandolin, lo dice la scienza, che chi fa sport, continua a fare poi attività motoria, attività fisica, arriva in salute anche a determinate età. Portando che cosa? Portando a un risparmio rispetto alla spesa sanitaria di cui si parlava prima. Ecco perché quando io dico o diciamo 1 euro investito nello sport sono 3 euro
risparmiati nel bilancio complessivo della nostra società e della nostra comunità è qualcosa di vero. Ovviamente non lo si vede subito, lo si vedrà nel tempo. Più sane persone abbiamo, e questo lo possiamo ottenere attraverso lo sport, il movimento sportivo, l'attività fisica organizzata e non organizzata. Ovviamente sani stili di vita. Chiaramente. Cioè no alcol, no fumo, no droga. Queste sono cose che io credo ormai siano consolidate. Chi fa sport è quasi obbligato ad avere questi sani stili di vita, perché altrimenti non riesce ad avere risultati. Certamente. Chiudo con una delle mie domande preferite. Ci sarà il quadriennio olimpico per cui lei è in carica fino al 2016. A 2016 lei chiuderà questo suo incarico e sarà contento se avremo sistemato, come dicevo prima, anche la Casa dello Sport friulano, primo. Secondo, se ci sarà in tutti i miei dirigenti di tutto il mondo sportivo organizzato la consapevolezza che bisogna lavorare assieme. Terzo, se avrò aiutato i miei dirigenti sportivi a risolvere i tanti problemi che hanno dal punto di vista fiscale, dal punto di vista normativo, dal punto di vista sanitario, e soprattutto se sarò riuscito ad incrementare il numero dei miei dirigenti sportivi, magari avvicinando ex atleti a fare i dirigenti come sono stato io, come sono stati tanti in quasi tutte le mie società. Per far che cosa? Per dar continuità al nostro mondo. Presidente, la ringraziamo di essere stato qui con noi in questa prima puntata. Grazie a voi. Torno a ripetere, buon lavoro a voi, buon lavoro ovviamente ai miei collaboratori e ancora una volta viva lo sport della nostra regione e non solo. Viva lo sport del Friuli Venezia Giulia e non solo. Vi lasciamo con l'agenda degli appuntamenti, quasi tutti vedranno Giorgio Brandolin protagonista, perché insomma la ritroviamo nei campi di battaglia. E vedrete che sono grandi e piccoli avvenimenti, non soltanto i grandi ma anche i piccoli. Voglio andare proprio là, come sono sempre andato. Beh, chiaro, ovvio. Appuntamenti settimanali qui con la trasmissione dedicata al CONI del Friuli Venezia Giulia e anche su web sul sito fvgsportchannel.com. Grazie Presidente. Grazie a voi. E grazie a voi. Buon proseguimento.